Amore, mancano esattamente 10 secondi a mezzanotte e poi saremo ufficialmente al 4 maggio, Sì, amore! però stai calmo. 5, 4, 3, 2, 1, 4 maggio! 4 maggio! Si esce! Si esce! Si esce! 4 maggio! 4 Non maggio! puoi andare da nessuna parte, a mezzanotte, fuori è tutto chiuso. Sì, perché invece domani mattina da circo! Effettivamente. 4 maggio! 4 maggio! Allora, amore, ricapitoliamo. I bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi, i negozi sono chiusi. Ma dove ce ne stiamo andando, amore? Dove ce ne stiamo andando? Amore, te l'ho detto 1000 volte da oggi, possiamo andare a trovare i congiunti. Giusto. E quindi ci passiamo tutta la giornata da mia madre. No! 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 Conte! Richiudi tutte cose, Conte! Prima che ci infettiamo di suocere! Conte! Richiudi tutte! No! Conte! Conte! Amore, c'è un problema! Non usciamo da 2 mesi e mi sono dimenticato come ci si veste! Ma i pantaloni dove si mettevano? Ma sei carino. Nelle braccia. Nelle braccia, amore, che uno se lo dimentica, capito? Dopo 2 mesi se lo dimentica. E non ti dimenticare i guanti. Che guanti! Ma come si fa a dimenticarsi come ci si veste? Boh. Me l'ero dimenticato! E allora, amore, visto che oggi è il 4 maggio e possiamo uscire, dove ce ne andiamo? Ma dove ce ne andiamo chi? Io e te, amore! Ma dove ce ne andiamo cosa? Siccome oggi è il 4 maggio... Ma questo plurale da dove ti esce? Io e te insieme! Ma perché secondo te dopo 57 giorni che stiamo appiccicati io ho voglia di uscire ancora con te? No! No! E che fa, non mi ami più? E certo, amore, che ti amo, non ti ho ucciso! Più dimostrazione di amore di questa! Adesso mi servono 2 mesi per disintossicarmi da te. Andiamo visto! Mi manchi! Mio amore, non è giusto. Oggi potremmo uscire ma non abbiamo dove andare perché non abbiamo congiunti vicini. E non è vero! Non è vero perché ho appena trovato uno che si spaccerà per mio fratello! Veramente? Ma dove l'hai trovato? Qua, su Congiun Tinder! Bellissimo! Vedi se c'è una madre di secondo grado. Amore, sono felicissima. Da oggi si può andare a correre anche lontano da casa. Bravissimo, amore, tu dove vai? Faccio Palermo, Catania e Siracusa, passo a prendere il palo da Agrigento e torno. Va bene! Vado! Ciao, buona giornata! E che? Morta! Pausa! Ma che ha corso mai in vita sua? Hai Gatorade! Ma che non sono corridoio! Senti, allora siamo rimasti che tu vai dai tuoi genitori e io dai miei, giusto? Sì. Senti, ma non sei un po' emozionata di rivederli dopo 2 mesi? Cioè, quale sarà la prima cosa che farai appena li vedrai? Guarda, appena li vedrò gli dirò sicuramente che mi sono mancati e che mi sono resa conto di quanto siano importanti per me. E tu? Io li abbraccerò semplicemente con gli occhi. Amore, ma che ti è successo? Non dovevi abbracciare i tuoi genitori con gli occhi? Ma quell'abbracciare, amore, ma quell'abbracciare appena mia madre mi ha visto entrare con la mascherina e coi guanti mi scambiò per un ladro, amore, per un ladro e mi scannò a legnate, amore. E te invece com'è finita, amore? Gli hai detto che ti mancavano, che gli Ma vuoi bene. magari, mio padre appena mi ha visto con i baffetti e 15 kg in più non mi ha riconosciuta. Dice che non sono sua figlia. Quarantena di merda! Lei siamo a casa, che è meglio! È meglio!